Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la cronaca di 2 tragedie sulle strade con 3 vittime. La prima si è verificata all'alba di oggi a Bellinzago Novarese, dove in un incidente sono morti una ragazza di 21 anni, Siria Esposito, residente a Varallo Pombia, e un 22enne che viaggiava con lei sulla stessa auto. Sulla stessa auto anche un trentenne che ha riportato ferite non gravi. L'auto è finita contro la protezione laterale del ponte sul corso d'acqua che si snoda tra Bellinzago e l'aeroporto militare di Cameri. L'altra tragedia invece è questo pomeriggio a Sesto Calende, lungo la statale del Sempione, all'imbocco del ponte di ferro sul Ticino. Un uomo di 50 anni ha perso la vita cadendo dalla moto. Vani i soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118 intervenuti con ambulanza ed elicottero. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. A Leggiuno, notte di fuoco, è andata in fiamme una stalla in via della Fontana. Sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Laveno e Ispra e a supporto un'autobotte dal comando di Varese. Hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area al termine di una delicata opera di spegnimento delle fiamme. L'edificio è andato completamente distrutto, ma fortunatamente non ci sono stati danni alle persone e gli animali sono stati tratti in salvo. E adesso occupiamoci dell'emergenza legata al caro energia e l'aumento dell'inflazione. A cosa stiamo andando incontro? Quali soluzioni possono essere adottate? Sentiamo l'analisi del direttore di Prealpina, Silvestro Pascarella. Ci attende un autunno e un inverno che non saranno sicuramente molto semplici. Sul giornale di domani pubblichiamo un'indagine approfondita sul peso dell'inflazione sui prodotti di primo consumo e ci accorgiamo che l'incremento è già molto notevole, perché abbiamo un più 30,8% per le clementine, un più 58% per gli oli alimentari, un più 23,4% per il burro, un più 11% per il pane fresco, ma questo dato del pane mi sa che sarà anche molto più alto, come quello del latte, che qua viene indicato all'8,9%. Insomma, si preannuncia una stretta dell'inflazione che ci strangola e ci colpisce tutte le famiglie. Nel contempo assistiamo a questo balletto politico post-elettorale che ci lascia comunque delusi, ci lascia abbastanza amareggiati. Abbiamo come elettori italiani un senso di inadeguatezza e anche un senso di presa in giro, perché non so se è capitato anche a voi, però se avete sentito le dichiarazioni ultime vi farete delle domande su dove stiamo andando. Perché il leader del PD, Enrico Letta, dice chiaramente non faremo più un altro governo di unità nazionale, dopo che invece ha fatto mesi a dirci che è stato salvato il paese grazie al governo di unità nazionale. Dall'altra parte Giorgia Meloni, che era la più fiera rappresentante dell'opposizione, adesso sembra quasi filodraghiana nelle scelte da portare avanti per il governo del paese. Dunque, come minimo, siamo molto molto disorientati e molto molto arrabbiati per quello che ci succede e quello che ci succederà nei prossimi mesi, considerata la stretta inflattiva. Come ne usciremo? Ne usciremo come al solito con tanto lavoro da parte delle famiglie, da parte delle imprese e con quello spirito sempre, di voglia di fare e di ripresa che ci caratterizza e che caratterizza in particolar modo la provincia di Varese. Questo è un po' una speranza e un augurio anche per tutti noi. Le vie della truffa sono infinite, ne sa qualcosa purtroppo un uomo di 80 anni che oggi a Castellanza è stato vittima di un malvivente che prima gli ha imbrattato il giubbotto sulla schiena e poi, fingendo di aiutarlo a pulirsi, gli ha rubato il portafogli. È stata la figlia dell'anziano a raccontare la disavventura dopo aver presentato denuncia ai carabinieri. I particolari si possono leggere su prealpina.it. E ora spostiamoci ad Azzate, dove questa mattina è stata
presentata la quarta edizione di Valbossa in Rosa, manifestazione benefica che punta l'attenzione sulla prevenzione del tumore al seno. Vediamo il servizio curato da Elisa Polveroni, le immagini sono di Alessandro Perrone dell'agenzia Blitz. Siamo con Adalisa Corbetta, presidente dell'associazione in Valbossa. Oggi presentate Valbossa in Rosa, la quarta edizione da record per numero di eventi e comuni coinvolti, tutto per la prevenzione contro il tumore al seno. Sì, infatti è un'emozione perché siamo alla quarta edizione, quindi siamo partiti nel 2019, io sono Adalisa e sono di Azzate e abbiamo iniziato con un gruppo di amici così per fare qualcosa, perché nel nostro cammino ci era mancato qualcuno, delle persone che appunto per malattia ci lasciano, e quando ti tocca da vicino ti viene veramente voglia di fare qualcosa. Quindi forse eravamo partiti da una castagnata, da un gazebo, e poi così abbiamo provato con conoscenza a chiedere ad altri comuni, e altri appunto comuni con sindaci hanno detto ok, ci stiamo anche noi, sensibilizziamo, questa è la parola, e all'inizio abbiamo bussato, chiesto ma vorreste partecipare, venire alla nostra castagnata, alla nostra camminata, e quest'anno ci hanno bussato in tanti, quindi è bella questa cosa. E adesso lo sport, calcio, la Pro Patria affronta domani in trasferta il Vicenza, una sfida che l'allenatore Vargas giudica molto impegnativa. Sentiamolo in questo servizio con le immagini di Domenico Ghiotto. È una partita molto difficile, molto importante per noi, anche per loro. Loro sicuramente nella carta dovevano essere alta classifica insieme al Padova, a Novara, queste squadre che sono fino al Pisalò, squadre che sono conformate per salire. Noi stiamo facendo abbastanza bene, e per noi è molto importante perché ci saranno i punti per continuare a scalare la classifica, quindi sarà una partita tosta, dura, perché loro in casa sono una squadra forte, hanno fatto risultati positivi, hanno iniziato un buon calcio, quindi sarà una partita abbastanza tosta. Sono contento perché sono tanti ragazzi giovani che stanno facendo le prime armi in questo campionato, hanno esordito parecchi questa stagione, e poi in allenamento dimostrano attenzione, vogliono migliorare, quindi quando vedo che loro hanno sempre attenzione e vogliono migliorare, e farli giocare partita ufficiale fa molto piacere. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG di domani alle ore 19. Buona serata.